Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, questi principali titoli della mattina. Emergenza aeroporto di Catania, l'ok del ministro Crosetto sull'utilizzo dello scalo militare di Sigonella per fronteggiare la crisi dopo l'incendio, una circostanza già avvenuta per l'emergenza cenere vulcanica. Un carabiniere e un politico di Mazzara del Vallo, posti domiciliari, hanno tentato di vendere documenti segreti sulle indagini riguardanti la cattura di Matteo Messina Denaro a Fabrizio Corona, che adesso è indagato. Il motopesco Orizzonte della Marineria di Siracusa è entrato ieri sera nel porto. Il peschereccio è stato colpito da raffiche di mitra libici mentre si trovava in acque internazionali a circa 95 miglia dalla costa. Ennesima notte di sbarchi a Lampedusa, durante la quale sono giunti 452 migranti. La sera precedente si erano registrati in totali 20 approdi con un totale di 750 persone sbarcate. 11 furti in 4 mesi avvenuti in comuni etnei. La banda usava il metodo della spaccata di mira negozi e scuole, 8 persone arrestate. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.